Follina si colora e si illumina per il Natale. Sì, quest'anno abbiamo voluto dare un segno anche di ripartenza dopo il periodo difficile che c'è stato della pandemia, e in accordo poi con i volontari che organizzano questo splendido mercatino abbiamo deciso di ripartire e di dare al Natale quello che è poi l'atmosfera che ne consegue per tutti i cittadini, ma anche per i turisti che sono sempre più numerosi dalle nostre parti. A Follina quindi mercatini, ma non solo. No, non solo, perché faremo anche delle iniziative legate poi al territorio, quindi con delle escursioni nei nostri sentieri, che sono bellissimi, che abbiamo promosso proprio lo scorso anno con una nuova cartina dei sentieri, e quindi abbiamo voluto unire poi tutto ciò che si può fare all'aria aperta, dando la magia del Natale anche chi poi vorrà andare nelle nostre viuzze, nei nostri sentieri che sono mantenuti perfetti sempre dalle nostre associazioni. Colori d'inverno torna a Follina dopo un anno di stop il 4, il 5 e l'8 di dicembre. Sì, torniamo con grande entusiasmo il 4, 5 e 8 dicembre, dopo 2 anni purtroppo che non facciamo più niente come associazione. Cerchiamo di ripartire e di ricominciare a fare qualcosa, a portare della gente a Follina e cercare di tornare a normalità. Un mercatino, l'organizzazione è stata impegnativa per rispettare tutte queste norme anti-Covid, però abbiamo cercato di mantenere i mercatini degli altri anni con le coreografie, con gli spettacoli per i bambini, con i piatti tipici veneti, dallo spiedo alla trippa, alla porchetta, al radicchio treviso, tardivo, quindi cerchiamo di dare il meglio in questi 3 giorni. Follina fa da apripista per i mercatini di Natale, una ripartenza dunque. Sì, assolutamente, è bello rivedere questa ripartenza dopo un anno di stop forzato, è bello vedere Follina tornare in pieno splendore grazie ai mercatini e grazie soprattutto all'attività di tanti volontari che sempre si occupano del proprio paese e l'hanno fatto diventare uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi sicuramente è bellissimo essere qui oggi per questa conferenza stampa, per vedere ripartire questa attività che ci mancava veramente tanto in tutto il quartiere del Piave e della Vallata. L'Associazione UNESCO ha dato il patrocinio a questa manifestazione, dunque momenti importanti per tutto il territorio. Sì, sicuramente il territorio si sta preparando a un Natale molto importante, è un Natale che arriva dopo un periodo in cui stiamo ripartiti, le colline sono ripartite, abbiamo visto già quest'estate un buon flusso turistico e andiamo verso questi eventi tradizionali che porteranno molta gente a visitare i nostri bellissimi borghi. Quindi un turismo 12 mesi all'anno in quello che è un sito UNESCO. Assolutamente sì, è il credo a cui dobbiamo tendere, perché di fatto il turista arriva veramente 12 mesi all'anno e può visitare le colline in qualsiasi tipo di periodo storico, dal bellissimo autunno fino alla primavera meravigliosa, fino all'estate e all'inverno. Obiettivo della Regione è aumentare le presenze turistiche sul territorio, eventi come questi possono dunque contribuire. Sì, direi che l'obiettivo principale è proprio quello di aumentare il numero delle notti che i turisti trascorrono a Follina e anche in tutto il territorio tra Conegliano e Valdobbiadene. Più che puntare alla massa, noi dobbiamo puntare alla qualità del turista in questi luoghi e eventi come quello che oggi abbiamo inaugurato, insomma, grazie al comitato di Farò, è proprio cercare di abbellire i nostri borghi, creare iniziative, creare esperienze, insomma, fare in modo che il turista venga quasi appositamente per vedere ciò che viene realizzato e creato nel territorio. Fortunatamente abbiamo molto da dare tra cultura, arte, enogastronomia, natura, però ovviamente dobbiamo ingegnarci per cercare anche di creare prodotti turistici nuovi che noi stiamo cercando di alimentare e incrementare anche grazie a dei bandi regionali che danno finanziamenti cospicui anche fino al 70% a fondo perduto, per far sì che le imprese si mettano insieme, facciano rete, creino club di prodotto e quindi inventino anche qualcosa di nuovo da fare, da realizzare nei nostri territori. E la Regione è a fianco dei volontari che sono poi il braccio operativo sul territorio per questi eventi. Sì, l'occasione è ghiotta per ringraziare tutti i volontari, non solo quelli del comitato di Farò, ma anche
tutti gli altri volontari che si adoperano sia nelle nostre colline ma in generale in Veneto, quindi gli uomini e le donne anche delle Pro Loco, tutti coloro che sono volontari e che fanno questo per lo spirito proprio di aggregazione, per la volontà di promuovere questo nostro territorio. Io dico sempre appunto che loro sono il nostro braccio armato, perché noi cerchiamo di mettere in pratica alcune idee e iniziative, ma chi poi le va a materializzare sul territorio, e ripeto lo fa in maniera gratuita, sono proprio loro. Quindi da parte mia e di tutta la regione un grande grazie.